Parliamo di Agregas, l'ultima pista porta a Giovanni Ignoffo, ex calciatore del Palermo, nato a Monreale, classe 77, la scorsa stagione a Ragusa. Al 90% il prossimo allenatore della squadra biancazzurra potrebbe essere proprio lui. Le chance sono aumentate in questi ultimi giorni e, a quanto si dice, il tecnico è già stato in città ed ha accettato la nuova avventura in terra agrigentina. Da un momento all'altro si attende l'ufficialità della trattativa, che potrebbe arrivare il 1° luglio, giorno dello svincolo dalle società di appartenenza nella scorsa stagione. Stessa cosa vale anche per i calciatori, sia per quanto riguarda la riconferma che i nuovi arrivi. Si ricorda infine che dalla stagione 2024-2025 il numero degli under obbligatori da schierare in campo passa da 4 a 3 per la stagione 2024-2025 e 2025-2026, vale a dire per il prossimo biennio. Una decisione presa in condivisione con le società a seguito del cambiamento della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici. Intanto siamo alla conclusione della stagione agonistica 2023-2024 e proprio domenica si gioca l'ultima partita del campionato di eccellenza. Si tratta di Pompei-Modica, match di ritorno della finale dei playoff nazionali tra squadre seconde classificate, in programma al campo Bellucci di Pompei a partire dalle ore 16. Ricordiamo che la squadra partenopea ha vinto a Modica domenica scorsa con il risultato di 2-1. Pertanto la squadra rossoblù della Contea, ricordiamo che è allenata da mister Alessandro Settineri, per conquistare la promozione in Serie D deve vincere con almeno 2 gol di scarto, oppure con 1 gol di scarto, ma almeno con 3 gol realizzati, dal momento che i gol in trasferta valgono doppio. Si tratta di una vera impresa, ma nulla è impossibile. In caso di 2-1 in favore del Modica si va ai calci supplementari. E concludiamo con un'ulteriore notizia in casa Agregas. I tecnici Dino De Rosa ed Emiliano Bellavia sono stati i primi ad essere riconfermati e dal prossimo 26 e 28 giugno effettueranno una selezione di giovani calciatori. Guideranno rispettivamente la fascia A, vale a dire 2010-2011, e l'Under 16 regionale classe 2009. Tra qualche giorno saranno annunciati infine i nuovi allenatori sia della squadra allievi che di quella della Juniores. Il primo stage è in programma mercoledì 26 giugno alle ore 17 allo stadio Esseneto di Agrigento per i calciatori nati negli anni 2008 e 2009. Giovedì 27 giugno invece toccherà ai giovani atleti nati negli anni 2010, 2011 e 2012, sempre a partire dalle ore 17 allo stadio Esseneto. Infine venerdì 28 giugno alle ore 17, sempre allo stadio Esseneto, è prevista una selezione per i calciatori degli anni 2006 e 2007. Per partecipare agli stage è indispensabile, come da regolamento, e consegnare ai tecnici il certificato medico agonistico in corso di validità e il nulla osto della società di provenienza. L'Agregas comunica inoltre che i calciatori nati negli anni 2010-2011 giocheranno nel campionato Under 15 fascia A regionale, in virtù della vittoria del campionato provinciale esordienti nella scorsa stagione. Notizie dell'ultima ora: ad Aragona si organizza il prossimo torneo di prima categoria e la società biancazzurra ha scelto il suo nuovo tecnico. Si tratta dell'esperto ex Empedoclino Angelo Mercante, il quale avrà al suo fianco come preparatore atletico una vecchia conoscenza del calcio agregantino, Tony Tilaro. Tecnico in seconda invece sarà Dario Milazzo.